E si scontreranno qui in diretta a San Martino di Lupari. Vediamo in maglia rosa fluorescente le ragazze venete del VIP contro le pugliesi del Bitonto in maglia bianco-verde. Ragazze del Bitonto campionesse d'Europa, perché proprio 2 giorni fa, il 21 di dicembre, le ragazze di Mister Marzuoli in casa propria hanno sconfitto con un secco 8-0 le polacche del Record. Dopo aver sfiorato l'impresa lo scorso anno contro il Benfica, la formazione del Bitonto porta in alto l'Italia per la seconda volta nella storia delle competizioni. Infatti nel 2022 il Falconara aveva vinto il titolo ed ora il Bitonto. Mentre le giocatrici di Mister Serandrei cercheranno di mettere in campo la determinazione giusta per provare a conquistare punti importanti. Ma andiamo a vedere ora le formazioni di questa partita col numero 1 De Oliviera, numero 5 Marcolan, numero 7 Santos, numero 9 Adamatti, numero 10 Lucileia, 11 Pezzola, 12 Coda, 13 Bucchicchio, 18 Abadessa, 20 Grieco, 21 Di Vincenzo, 22 Mansueto. Allenatore Marzuoli Gianluca. Invece per la formazione padrona di casa numero 1 Riccottini, 19 Carretta, 15 Kubasek, 5 Palermo, 14 Salvador, 10 Giulia, 9 Vanessa, 8 Picinno, 3 Maddalena, 6 Fernandez, 11 Troiano, 13 Bernardelle, mentre allenatore Serandrei Kim. Arbitro in prima del match sarà Davide Copat da Pordenone, arbitro in seconda direttamente da Prato Mattia Landi, mentre cronometrista il signor Daniel Fior da Castelfranco Veneto. Ed ora si sono preparate in campo già i due quintetti dei mister pronti per questa 11ª giornata in questo lunedì inedito che vede pronte in campo le due formazioni. Gli arbitri si stanno assicurando che sia tutto regolare. Sembra che il problema derivi dall'assenza di una casacca colorata per la panchina del Bitonto. Si sta provvedendo. Non le portiamo anche per voi, solo per le giocatrici, voi non le mettete mai. Sembra essersi risolto il problema
delle casacche colorate ed ora si è pronti. Allora, calcio d'inizio per questa 11ª giornata di futsal femminile. Vediamo subito il possesso per il VIP, che mette subito in chiaro la voglia di avvicinarsi alla porta, la voglia di attaccare nonostante abbia sulle spalle una brutta sconfitta recentemente portata a casa nel weekend scorso. Ma la determinazione delle ragazze venete, che le ha sempre contraddistinte, sarà un'arma vincente che vedremo anche oggi in campo. Calcio d'angolo, rimette la palla in gioco Vanessa, trova impreciso il passaggio per la compagna Bernardelle, quindi anche se però l'ultimo tocco è del Bitonto. Di nuovo palla rimessa in campo, veloce, si cerca un passaggio profondo per il VIP che non avviene, non perde l'occasione il Bitonto, che torna in attacco con una decisa e forte Santos, che prova a calciare la palla ma finisce fuori a seguito di un tocco avversario, quindi calcio d'angolo per le ospiti. Attacco che dura per pochi secondi, un veloce cambio di possesso, VIP che continua a mettere in difficoltà l'attacco avversario con una Salvador in scivolata che sottrae il controllo del pallone a Bitonto, resta presente molto anche in difesa. Di nuovo gioco condotto dal Bitonto. Numero 9 Renata prova a scartare la difesa, non riesce con successo. Ottima parata per il VIP che blocca una prima possibile rete per le ospiti. Di nuovo attacco per le padrone di casa. Vanessa trova pronta la compagna sulla fascia destra, buona collaborazione tra Salvador e Bernardelle, che però devono tornare velocemente in difesa perché il Bitonto si avvicina pericolosamente alla porta. Palla che però non trova i piedi della giocatrice in maglia bianco-verde, quindi di nuovo controllo del gioco da parte del VIP, che prova Salvador a mantenere il controllo del pallone, riesce solo per pochi secondi, per la difesa avversaria glielo sottrae. Di nuovo Salvador pressata, riesce a fuggire al primo pressing difensivo di Santos Diana, ma ci prova il VIP, mette già l'adrenalina. Questo, rivediamo la giocata, l'ottimo passaggio servito a Bernardelle, che non riesce con precisione a mettere la palla in rete. Tutto il pubblico era già pronto ad applaudire. Rimessa per il VIP, se ne occupa sempre Vanessa, che rimette ora la palla in gioco, trova il passaggio per la compagna, ma la palla esce nuovamente, quindi questa volta la rimessa sarà da rioperare. Alta e pressante la difesa di Kubasek, che realizza una buona, riesce a sottrarre molto bene il pallone all'avversaria. Altra occasione di rete che sfugge al VIP. Erano andati vicinissimi, la traiettoria era giusta, ma altrettanto giusta era la posizione del portiere De Oliveira. Attacco ancora del Bitonto, attacco per Diana, che arriva veloce ma non controlla bene il pallone prima della fine del campo, ed ecco che il VIP può ritornare in attacco, risale verso la porta avversaria con Kubasek che muove bene il pallone, trova Vanessa in punta, passaggio profondo per Salvador, che si vede raddoppiata in difesa, preferisce arretrare e cercare di allontanare la pressante Mansueto.
Cronometro che torna a scorrere, altri 17 minuti in questo primo tempo che si sta contraddistendo per una determinazione e velocità da parte del VIP, che sa benissimo quale avversario si trova davanti. Ed ecco il primo minuto di sospensione, questa volta è chiesto dal mister della formazione veneta, da mister Senandrei, che sembra deciso a costruire un nuovo gioco, vedendo quanto pressing difensivo stanno mettendo in gioco le ragazze di mister Marzuoli. Intanto noi ci godiamo le giocate che in questi primi minuti hanno già fatto emozionare tutto il pubblico presente qui a San Martino di Lopari e il pubblico a casa. Time out terminato, è ora di ritornare in campo. Rimessa laterale per le ragazze pugliesi che tornano in attacco con il numero 9 Renata, che trova un buon passaggio sulla fascia sinistra. Veloci e rapidi sono i passaggi che in questo momento stanno contraddistinguendo le ragazze in maglia bianco-verde, ma impreciso l'ultimo passaggio, e questo permette al VIP di tornare in attacco. Non arriva a conclusione Bernardelle, che si vede sottrarre la palla nel tentativo di avvicinarsi alla porta avversaria. Un altro tentativo per la numero 9 Adamatti Renata, che non trova la rete come sperato, palla che finisce oltre la traversa della porta veneta. E così quel VIP coglie l'occasione per tornare in attacco che però non dura più di qualche secondo. Salvador perde il pallone sulla fascia sinistra e quindi ritorna con le proprie compagne in difesa. Diana trova subito in punta Marcolan, veloci passaggi di Dai e Vai di nuovo per il Bitonto, palla che esce lateralmente, rimessa per Marcolan, che trova subito Renata, passaggio dal lato opposto, un Dai e Vai tra tutte le ragazze del Bitonto che si concretizza nella prima rete, che le porta in vantaggio quando ancora sul cronometro ci sono 15 minuti e 57, quindi quasi 16 minuti di gioco a disposizione. Rivediamo il replay di questa bella e perfetta giocata, di come viene servito il pallone sulla fascia sinistra, e Mansueto realizza la prima rete di questa sera, autrice anche del terzo gol nel match che le ha viste uscire vincitrici, campionesse d'Europa. Anche oggi si rende protagonista con la prima rete. VIP 0, Bitonto 1, e per poco non si sfiora anche non sfiora la doppietta personale Mansueto. Vediamo come le viene servito nella zona centrale un bellissimo passaggio, prova a controllarlo di destro, ma la palla esce lateralmente. Vanessa, lancio lungo, prova a raggiungere Kubasek, ma il passaggio viene intercettato da una precisa difesa pugliese. Altro passaggio intercettato di Vanessa, che però non riesce a recapitare il pallone alla compagna, quindi torna in difesa velocemente. Ottima parata per Bernardelle, che riceve un alto passaggio che le viene però allontanato dai rapidi piedi della difesa avversaria.
Veloci scambi di possesso nella zona avversaria in cui il VIP deve restare chiuso e pressante in difesa. Come in questo momento è stata utile la chiusura difensiva per il gol sfiorato e l'ottima parata effettuata dal portiere del VIP, e fa il suo ingresso in questo match anche la numero 3 per il VIP, Maddalena, che riceve ora un ottimo passaggio. Serve per Vanessa, che prova a caricare di destro ma trova sempre Mansueto nella ottima posizione. Altro cambio per la formazione di coach Serandrei, mette in campo il capitano Troiano per mettere a riposo Bernardelle. Di nuovo attacco per le ospiti, attacco che dura poco perché il passaggio viene sporcato da Troiano. Ed ecco che il cronometro torna a scorrere con passaggi probabilmente di studio da parte delle attaccanti che cercano di far muovere la difesa per trovare un taglio centrale libero. Vediamo che ha fatto il suo ingresso per la formazione pugliese anche la numero 20 Grieco, anche lei protagonista di una rete nel match del 21 di dicembre. Anche Di Vincenzo Alexandra, classe 2004, ha fatto il suo ingresso questo pomeriggio. Marcolan, serve un buon pallone per Mansueto, che però opera un passaggio un po' troppo lungo e profondo che finisce oltre il campo, quindi un ottimo cadeau per il VIP, che ora deve risalire in attacco cercando di ritornare il più possibile vicino alla porta avversaria, come le prime giocate che avevano fatto a questo inizio match. Maddalena rimette la palla in campo, trova Troiano, che però viene triplicata in difesa, si trova a dover sfuggire a Grieco, a Diana. Ci prova Vanessa a caricare di destro per trovare una soddisfazione personale, o almeno portarsi, e oltretutto portarsi in parità con le avversarie. Palla che però sbaglia notevolmente la traiettoria e quindi ritorna in attacco il Bitonto per qualche secondo. Applaude mister Serandrei per l'ottima giocata delle sue ragazze, che non ha portato ad una rete, mentre trova la rete, la seconda rete per la propria formazione e la prima soddisfazione personale questa sera. Santos de Oliveira Diana, che realizza il secondo gol che le porta sul 2-0. Abbiamo visto il replay di questa ottima giocata quando stava provando comunque anche con le dita Ricottini a fermare quel pallone che ormai aveva deciso di dirigersi verso la porta veneta. Buoni passaggi alti, quelli che le ragazze di mister Marzuoli stanno facendo in questo momento. Provano a saltare la difesa di Giulia, ma interviene prontamente Ricottini a fermare il pallone, a riservirlo alle compagne, che accelerano con una veloce Troiano che sfiora la rete, palla che corre parallela alla porta pugliese e che non trova il gol.
Ed ecco che il VIP ritorna in difesa, prova Giulia a bloccare Grieco, che però trova un ottimo passaggio per Di Vincenzo, che deve lottare contro il pressing difensivo di Vanessa, e riesce infatti il VIP ad ottenere un'altra occasione d'attacco. Vanessa prova a salire ma trova Troiano che le allunga un buon pallone, un pallone che però viene intercettato e ben capito dal portiere De Oliveira. Cambio nuovamente per la formazione ospite, che vede mettere in panchina Marco Lan per fare il suo ingresso in campo ad Amatti. Infatti si mette a pressare l'attacco, l'avanzata di Troiano. Palla che si nasconde ma che non si perde. Troiano chiede l'intervento dell'ufficiale di campo per l'irregolarità commesso dal portiere pugliese. Infatti è proprio il primo arbitro, Davide Copat, che chiarisce la situazione. Occhi puntati sul capitano Troiano. Si sfiora l'occasione di rete, fiato sospeso tra tutti i tifosi qui presenti al palazzetto di San Martino di Lupari, ma ci pensa la difesa avversaria ad allontanare il pallone e a costringere nuovamente il VIP ad una traversata per avvicinarsi alla porta avversaria. Ottimo passaggio quello operato da Kubasek per Troiano, che però non arriva in tempo per fermare il pallone, quindi si riposiziona in attacco complimentandosi comunque con la compagna. Riavanza velocemente ad Amati, che trova subito pronta Grieco, che prova a caricare di destro ma la palla sbaglia di non molto la posizione per finire in rete. Calcio d'angolo, non perde l'occasione Diana, che carica di destro ma non trova la soddisfazione, la doppietta anzi per sé. Ed ecco il VIP che riconduce il gioco, perde il pallone Kubasek, che ritorna in difesa, lancio lungo, prova ad intercettarlo con un colpo di testa Giulia. Diana trova Renata, che prova a scartare Maddalena, che non la perde né con gli occhi né coi piedi. Troiano lotta con Grieco e l'ultimo tocco è proprio il suo, quindi calcio d'angolo per le ospiti. Colpo di testa per Radamatti, che prova a trovare la rete ma colpisce la palla con poca forza. Si incastra tra le sue gambe il passaggio di Troiano. Lancio lungo per Ricottini, che prova a trovare Giulia, ma non c'è intesa tra le due compagne di squadra, quindi ritornano in difesa. Grieco trova velocemente il passaggio per Mansueto e nuovamente porta a 3 reti la propria squadra, il gol della numero 22 del Bitonto. Doppietta per la giocatrice classe 97, che ora, dopo essersi prese i complimenti da parte delle proprie compagne,
ritorna in difesa. Giulia trova un passaggio per Troiano, che però è impreciso nel servire il pallone alla compagna, quindi la rimessa laterale sarà per le ospiti. Passaggio sulla fascia destra per Renata, che prova a sfuggire al raddoppio difensivo finché interviene Mansueto a darle una mano, ma però è proprio Giulia che le calcia via il pallone e arresta l'avanzata ospite. Di nuovo passaggi fitti, quelli operati dal Bitonto, che si muove bene, ma altrettanto bene in questo momento si muove la difesa del VIP, che per qualche secondo riesce ad avvicinarsi alla porta avversaria. Ci pensa Kubasek a sottrarre un buon pallone ad Adamatti, che era diventata molto pericolosa. Time out richiesto da mister Serandrei, che a 8 minuti e 50 chiede un minuto di tempo per poter parlare con le proprie ragazze, che hanno creato buone occasioni per avvicinarsi alla porta avversaria, ma non sono riuscite sempre a concludere, a differenza del Bitonto, che ogni volta che si avvicina alla porta riesce a concretizzare in un'ottima giocata e un'ottima rete. Nel frattempo ci godiamo anche le belle giocate che ci hanno regalato le due formazioni quest'oggi. Ed ecco che la sirena suona e sancisce la fine di questo secondo time out chiesto dal mister a capo delle Venete, e quindi i due quintetti tornano in campo con una rimessa dal lato per il VIP, e se ne occuperà Maddalena mentre aspetta che tutte le compagne si siano posizionate. Si sfiora la rete. Sarebbe stata una bellissima giocata e sarebbe stata opera anche di Giulia, la numero 10. Vediamo il replay di come in extremis il portiere del Bitonto sia riuscito a fermare questa palla che era già destinata ad entrare in rete. La giocata, il time out richiesto dal mister del VIP era perfetto e aveva quasi fruttato la soddisfazione personale per la polacca numero 10, che la vediamo ora di nuovo protagonista in difesa contro una veloce Mansueto, che però riesce in una collaborazione a 3, ed ecco la quarta rete per il Bitonto. Questa volta a mettere la palla a segno è Adamatti, che dopo una serie di passaggi veloci in posizione centrale riceve un buon pallone dalle compagne e senza timore e indugio mette a segno la quarta rete per la formazione pugliese. Mansueto trova in punta Marcolan, che ha rifatto il suo ingresso in campo, prova a trovare Grieco, ma la palla le sfugge, e quindi questo per il VIP è un'altra occasione per tornare in attacco, ma controllo del pallone che dura davvero pochi secondi, perché ne ha la meglio il Bitonto, che torna in attacco con un passaggio profondo per Mansueto, ma decide di uscire per fermare la pericolosa avversaria, il portiere numero 1 Riccottini. Cambi per la formazione veneta, cambi rapidi e veloci. Probabilmente il mister chiede la massima intensità e quindi concede
anche numerosi momenti di stop e di ripresa, in modo da avere una pressing in attacco e una presenza in difesa notevole, perché il Bitonto è la squadra campione d'Europa, quindi un avversario davvero di alto livello. Troiano sottrae un pallone alle avversarie che non perdono un secondo, rimessa rapida e veloce, tornano in attacco rapidissime, riescono a sottrarre un passaggio impreciso, palla che non arriva perfetta a Troiano, che decide di ricevere, di accettare il cambio dalla compagna Salvador. Adamatti rimette la palla in campo, trova Marco Lan. Intanto il portiere esce dalla propria comfort zone per servire un ottimo aiuto alle compagne. Maddalena in scivolata prova a sottrarre il pallone ad una rapida Adamatti, torna in attacco per qualche secondo il VIP con una Maddalena che si vede toccare il pallone, prova a mantenere il controllo ma le sfugge ed esce lateralmente, quindi Maddalena e le compagne in difesa. Un po' di indecisione, di imprecisione nel controllo del pallone tra Salvador e Maddalena, non c'è un'ottima intesa, una chiara idea di come attaccare, di come fruttare quel pallone che si erano rapidamente trovate a controllare, quindi perdono un'occasione che poteva essere preziosa, ritornano in difesa veloce con una Salvador che prova a sfuggire al raddoppio difensivo, ma la palla esce lateralmente, quindi rimessa per le ospiti. Renata, palla veloce. Di nuovo in attacco il VIP con Vanessa che serve un buon pallone per Salvador. Parata perfetta del portiere ospite, colpo di testa che però fortunatamente per il VIP non finisce in porta, e quindi rinvio di Ricottini per Vanessa che allunga per Bernardelle, in fretta e furia prova a calciare il pallone, impreciso il tiro della giocatrice numero 13 in maglia fluorescente. Renata trova un passaggio per la compagna numero 5 che però non riesce a controllare il pallone. E di nuovo attacco per le ospiti che si muovono bene, provano nuovamente a calciare il pallone in direzione della porta. Aveva ben capito l'intenzione il portiere avversario e quindi ottima parata per Ricottini. Si lotta a metà campo, prova il VIP almeno a tenere distante in questi ultimi 4 minuti e 46 di tempo il Bitonto dalla zona di attacco. Si dispera la giocatrice numero 5 del Bitonto che non trova la rete come sperato e così ritorna in difesa insieme alle compagne che non lasciano spazio e non lasciano troppa visuale all'attacco veneto.
Di nuovo avanzata per le giocatrici in maglia bianco-verde con Renata che prova in un passaggio all'indietro a servire un buon pallone per Diana. La rimessa è ancora per le ospiti che scelgono di far intervenire il portiere, ma capisce bene la traiettoria del pallone Giulia, anche se non riesce a mantenerlo vivo. Diana prova a far arrivare il pallone dalla fascia opposta per la compagna, ma non ci sta la difesa padrona di casa e quindi il pallone viene allontanato con forza e determinazione, come determinata è anche Riccottini che devia un pallone che già aveva preso una strada diversa dalla rete. Renata di nuovo in punta, pericolosissima, ma la palla si ferma, forse di fortuna, forse di bravura tra le gambe di Bernardelle che allontana, evita un'altra possibile rete per il Bitonto che torna in attacco, sempre grintosa, sempre determinata. Non abbassano l'intensità le ragazze di Mister Marzuoli, non allargano le proprie maglie in attacco, restano concentrate sul realizzare reti. Salvador prova a rincorrere il pallone che però le viene sottratto da un calcio veloce del portiere, ma come altrettanto veloce è la rete, la quinta rete che realizza velocemente il Bitonto. Ed è proprio la numero 21 di Vincenzo Alexandra che mette a segno la quinta rete per la propria formazione, la prima soddisfazione personale in questo lunedì pomeriggio. Vip torna in attacco per qualche secondo fino a quando il rinvio del portiere le costringe alla difesa. Salvador prende un buon pallone al controllo di Renata. Si torna a giocare dopo una serie di chiarimenti tra ufficiale, arbitro in prima, ufficiale di campo e le giocatrici, con Vanessa che mette in difficoltà Di Vincenzo che mette il pallone proprio dietro la rete avversaria. 1 minuto e 50 sul tabellone ancora per questo primo periodo di gioco in questo lunedì inedito di futsal che vede le padrone di casa scontrarsi contro una importantissima squadra qual è il Bitonto che si è cucita al petto da qualche giorno il trofeo di campionesse d'Europa, quindi giocatrici che 2 giorni fa hanno vinto con un secco 8-0 il titolo europeo. Vediamo infatti la formazione di Mister Marzuoli Gianluca come si muove bene, come con una buona rete di passaggi costringe la difesa del Vip a muoversi costantemente. Maddalena devia il calcio
che avrebbe fruttato un'altra rete per il Bitonto. Calcio d'angolo che arriva diretta al numero 5, palla fermata dal petto di Maddalena. Il passaggio però impreciso e finisce sugli spalti. Occasione per il mister Veneto di operare un cambio per far riposare la numero 10 Giulia. Continua il pressing in difesa del VIP che con tutta la grinta e la determinazione che ancora hanno le ragazze mettono in difficoltà il Bitonto ed ecco un'altra occasione di rete sfiorata, sarebbe stata una doppietta per Di Vincenzo che lancia il pallone ben oltre la traversa avversaria. Secondi a disposizione per le venete per avvicinarsi alla porta avversaria. Occasione che dura pochi secondi, ma viene loro servito un altro ottimo pallone. Colpo di testa per Renata che stoppa il passaggio di Vanessa. Di nuovo in attacco Bitonto che freme per avvicinarsi alla porta anche in questi ultimi secondi. Diana serve un perfetto pallone alla numero 5 che da una posizione altissima di punta trova la sesta rete per la propria squadra. E la sirena del tabellone sancisce la fine del primo tempo che vede il VIP ancora a 0 reti a differenza delle 6 segnate dal Bitonto. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa e ci rivediamo qui per il secondo tempo tra VIP e Bitonto.
Ed eccoci tornati in diretta da San Martino di Lupari per l'11ª giornata di futsal femminile. Vediamo che anche le formazioni in campo sono pronte per questo secondo tempo di gioco. Nel primo tempo abbiamo visto due squadre grintose, due squadre che si sono avvicinate alla porta avversaria. Il Bitonto concretizzando notevolmente, il VIP invece vedendosi svanire sotto gli occhi numerose occasioni che siamo certe in questo secondo tempo non si lasceranno scappare. Ricordiamo comunque che questo è una partita in cui il VIP si trova di fronte delle avversarie di grande spessore, di grande livello. Sono le campionesse in carica d'Europa dopo che 2 giorni fa hanno vinto il titolo, quindi una avversaria che di calcio a 5 ne sa davvero molto. Vediamo infatti che ora il Bitonto di nuovo è in attacco e conduce l'azione di gioco fino a quando Salvador intercetta il pallone e prova a servire la palla per Bernardelle, ma non c'è intesa tra le due giocatrici e quindi ritornano le ospiti in attacco con un passaggio profondo che viene recapitato a Mansueto, l'autrice questa sera di una doppietta. Palla di nuovo per il Bitonto che prova dolcemente Diana a mettere in rete questa giocata, però non frutta un gol come immaginato e quindi può permettersi il VIP di attaccare, ma non c'è precisione nel passaggio di Vanessa e quindi il Bitonto torna in attacco col portiere in movimento che si infastidisce per la mancata intesa con Renata. Ed ecco di nuovo il VIP in attacco che prova a prendere iniziativa con Bernardelle che dalla fascia sinistra carica per servire la palla in rete, palla che però finisce troppo alta. Corner per VIP. Vanessa trova la compagna, palla che però si incastra nella mano della giocatrice in maglia bianco-verde. Rivediamo il replay di come il pallone sia stato deviato dal tocco di Diana. Non è d'accordo la giocatrice con il fischio arbitrale. Occhi ora tutti puntati sulla numero 15 Claudia, giocatrice polacca che da quest'anno è entrata a far parte della formazione veneta. Parata per il portiere De Oliviera che para i sogni del VIP di vedersi aggiungere un punto sul tabellone e torna così in attacco il Bitonto che non riesce ad avanzare facilmente. La difesa del VIP con una Bernardelle attiva e scattante mette in difficoltà l'attacco avversario ed ecco infatti che il VIP prova a ritrovare la rete con un passaggio preciso servito da Vanessa per la compagna numero 13. Si deve correre ora dall'altra parte, c'è il Bitonto che torna in attacco con Mansueto che trova un passaggio ottimo in punta. Si muovono bene le giocatrici pugliesi che provano a trovare la rete, ma aveva ben capito la traiettoria del pallone Ricottini che
allontana una possibile rete deviando creando un cambio di direzione per il pallone. Ottimo intervento ancora una volta quello del portiere veneto, che impedisce al pallone di entrare nella propria porta, ed è un colpo di traversa per questo tiro del Bitonto. Palla in possesso di Vanessa, che la serve a una Bernardelle veloce già in zona d'attacco avversario. Salvador per Bernardelle, di nuovo Vanessa in punta, prova a trovare Kubasek, ma interviene a fermare la collaborazione in attacco Mansueto. Sfugge alla difesa avversaria Salvador con un passaggio per la compagna, arretra l'attacco veneto, che prova a riorganizzare la posizione delle compagne. Bernardelle però si vede portare via il pallone da Grieco, finché viene sanzionata con un cartellino giallo, prima ammonizione per le venete. Fischio arbitrale e cronometro che torna a scorrere. Determinante l'intervento di Riccottini, che devia il pallone. Vediamo il replay di come si sia messa nella giusta posizione per allontanare il calcio di Mansueto, che davvero magistrale l'intervento in questi ultimi minuti di Riccottini. Eccola di nuovo protagonista di un lancio lungo per Bernardelle, che però non riesce a controllare bene. Cambi veloci quelli per il Bitonto, che rimette in campo la giocatrice numero 5 e fa il suo ingresso in campo per la prima volta questa sera, la numero 11 Pezzola Carmela. Attacco del VIP che dura qualche secondo finché la palla si incastra nei piedi di Diana, che riesce poi a fuggire al pressing difensivo, ed ecco che il Bitonto si fa di nuovo protagonista di un attacco. Tampa per Diana, di nuovo Diana per Pezzola, che prova caricando di destro a trovare la rete, ma non colpisce nulla se non il muro finale del palazzetto, e quindi ritorna in attacco il VIP con imprecisione. Non trova Kubasek l'appuntamento con il pallone, quindi ritorna in difesa. Grieco riceve un ottimo passaggio, non perde il controllo del pallone, si avvicina pericolosissima alla porta, colpo di tacco di Vanessa, che ferma il pallone diretto alla porta veneta. Tampa per Diana, passaggio sulla fascia laterale che le viene restituito, fa muovere l'attacco di Bitonto, costringe a muoversi alla difesa avversaria, nonostante la forza e l'intensità che le giocatrici di Mister Sen Andrei stanno mettendo. Non sembrano mostrare ancora segni di stanchezza. Sono sul cronometro ancora 15 minuti di gioco. Tampa viene rincorsa dalla difesa avversaria finché Grieco serve un ottimo pallone alla
compagna numero 11 Pezzola Carmela, che realizza la 7ª rete per la propria formazione e la prima soddisfazione personale. Vediamo il video della bellissima comunque collaborazione che c'è stata tra tutte le attaccanti, che ha fruttato in un'ennesima rete per le campionesse d'Europa. Vip ritorna in attacco, ancora più grintosa di prima, ancora più carica, a provare a mettere almeno una rete sul proprio referto. Nuovamente parata determinante quella effettuata dal portiere veneto, che ferma un pericolosissimo pallone. Si coinvolge in questo momento De Oliveira, che interviene a giocare per qualche secondo con le compagne. Ed ecco Vanessa per Giulia, che però si deve rincorrere l'avversaria, che le ha scippato il pallone. Vanessa salta un raddoppio difensivo, non riesce però a riprendere il pallone, se lo allunga un po' troppo e quindi ne approfitta l'attacco avversario. Troiano collabora con Vanessa, ma interviene a distruggere il lavoro creato dalle due giocatrici venete, la difesa pugliese. Pronti ai box, 2 cambi per mister Marzuoli Gianluca. Nel frattempo rimessa per il Vip, se ne occupa la numero 9 Vanessa, che serve un pallone per Giulia, che realizza la prima rete per il Vip. Tutto il pubblico applaude per l'ottima giocata e l'ottima collaborazione che queste ragazze sono riuscite a creare, portando alla realizzazione della prima rete. Corre velocissima Troiano, che ha sottratto un buon pallone, prova probabilmente a rirecapitare il pallone per Giulia, che però viene intercettato dalla difesa bianco-verde, ed eccole che subito le ospiti ritornano in attacco. Fortissimo il contatto tra Vanessa e Pezzolla, che lottano per il pallone. Ottimo intervento ancora una volta di Ricottini, che protegge la propria porta. Vediamo il replay di come in scivolata con la gamba destra ferma il pallone, che sembrava ormai già dentro la porta. Ancora un'ottima parata del portiere veneto. Rimessa per Bitonto, che ritorna in attacco con un passaggio per Pezzola sulla fascia sinistra. Di nuovo palla in punta per Tampa, che decide di servire il pallone al portiere. Renata se la allunga per la compagna, e pericolosissima è di nuovo Pezzola in questo momento, ma ne ha la meglio la Vip, che ritorna in attacco. Per qualche secondo Maddalena è un po' imprecisa nel capitare il pallone alla compagna, e quindi il Vip deve prontamente riposizionarsi in difesa prima che l'attacco avversario si renda conto della mancanza difensiva.
Gol totalmente inaspettato, ma non per questo meno bello, quello realizzato all'11° minuto del secondo tempo da la giocatrice del Bitonto, e così passano a 8 le reti realizzate dalle pugliesi, mentre sono 3 i gol segnati questa sera da Mansueto Nicoletta. Ed ecco che il Bitonto ritorna in attacco, anche se la fretta non permette una ottima collaborazione tra la numero 9 e la numero 5 in maglia bianco-verde. E questo è un cadeau per il VIP, che si trova a poter tornare in attacco con un passaggio lungo che però viene intercettato da Renata. Tampa non trova l'appuntamento con il pallone e questo permette al VIP una rimessa laterale. Di nuovo rimessa per le venete, che cercano di posizionarsi secondo lo schema che questa settimana è stato numerose volte provato in allenamento. C'è stato un fallo commesso dalla giocatrice numero 11 del VIP. E sono 2 ora i falli di squadra per la formazione veneta, mentre uno è il fallo del Bitonto. Non è d'accordo Troiano con il fischio arbitrale, tanto che viene richiamata per una gestualità un po' eccessiva. Si torna velocemente a giocare con gli occhi puntati sulle ospiti, che continuano a condurre il gioco. Troiano però allontana il pallone, Giulia prova a tenerlo in vita, interviene Maddalena, che però si vede raddoppiata in difesa. Pericolosissimo ancora il Bitonto con un passaggio profondo, interviene Bernardelle a lanciare via il pallone. Attacco, avanzata veneta che dura davvero poco, si tuffa Ricottini, momenti concitati vicino alla porta delle padrone di casa, perché il Bitonto si avvicina costantemente in modo pericoloso alla porta avversaria, ma viene fermata la avanzata ospite. Ci riprova Mansueto, ma riesce a prendere il controllo del pallone Bernardelle con un ottimo passaggio per Troiano. Ed ecco sul tabellone 10 minuti esatti, inizia così siamo così a metà del secondo tempo di gioco. Dura per pochi secondi l'attacco del VIP, fino a quando riprende il controllo del gioco il Bitonto, che però non riesce a mantenere la palla in vita e quindi il pallone esce lateralmente. Non sfrutta bene l'occasione il VIP, che fa uscire la palla sul lato opposto. Importante, rilevante cambio, probabilmente quello operato da mister Marzuoli, che mette in panchina il portiere per rimettere in campo Coda Stefania, giovanissima giocatrice classe 2008. Vediamo come Giulia prende velocità, si avvicina alla porta avversaria, ma è la giocatrice numero 21 di Vincenzo che le sottrae il pallone. C'è fallo commesso da Mansueto. Così ora sul tabellone i falli sono pari, 2 per il VIP, 2 falli per Bitonto.
Altro cambio anche per la formazione veneta. Prova Vanessa a caricare per mettere la palla in rete, ma non riesce a trovare la soddisfazione personale. Ingresso anche per Abadessa Mayra, anche lei giovane leva classe 2006 che si rende oggi, entra anche lei oggi in campo. Ed ecco l'attacco condotto dal VIP con Kubasek che non riesce a recapitare bene il pallone per Vanessa. Non aveva compreso Ricottini chi avesse toccato per ultima il pallone, così non lo ferma, non ne prende possesso ed il Bitonto può tornare in attacco. Palla di nuovo per Tampa in punta che carica di destro, ma carica con una traiettoria un po' troppo alta. Il pallone finisce solo contro il muro del palazzetto. Prende possesso del pallone Abadessa che prova a fuggire alla difesa avversaria, che ne ha la meglio. Infatti è Kubasek a operare la rimessa. Appena l'arbitro ha sistemato correttamente le giocatrici, prova Vanessa, prende l'iniziativa da una distanza notevole per la rete, ma per la seconda volta interviene con una buona parata a coda. Vanessa non si perde in animo, ma prende continuamente iniziativa, si accorge che il tempo sul cronometro ormai sta diminuendo sempre di più e quindi prova a forzare un po' la mano. Torna in attacco la squadra padrona di casa. Vanessa di nuovo protagonista, sfiora la rete, palla che viene deviata dalle dita di coda che allontana il pallone dalla rete. Abbiamo visto il replay di questa altra occasione sfiorata per il VIP. Corner per Vanessa che prova a servirla Salvador senza troppa precisione, ma non perdono il controllo dell'azione le ragazze venete, che per poco riescono a mantenere il controllo del gioco. E ora si torna con gli occhi puntati sulle ospiti che riavanzano con non troppa facilità visto il pressing difensivo. Palla che non riesce ad essere fermata da Abadessa, si vede il pallone correre sotto gli occhi, ne approfitta subito il VIP, passaggio lungo e profondo per Salvador che però tra lottare con la difesa pressante avversaria e il pallone lungo non riesce a prenderne il possesso. Tampa serve un pallone che riesce bene ad essere intercettato da Mansueto. Di nuovo Abadessa per Diana. Palla che torna alla numero 7 del Bitonto. Serve un pallone per Abadessa. Pronti ai box, due cambi per la formazione ospite. Giulia stoppa l'avanzata avversaria e si prende anche
l'iniziativa di una rete, di una possibile rete. Nel frattempo è uscita Mansueto per la formazione ospite per lasciare il posto a Renata. Liberissima Abadessa che prova a mantenere, a caricare, ma interviene Riccottini a fermare il pallone ed quindi si vede sfuggire una possibile rete. Sarebbe la nona di squadra, ma sarebbe la sua soddisfazione personale questa sera. Nel frattempo è stato richiesto un minuto di sospensione da mister Serandrei Kim. Noi cogliamo l'occasione per goderci le giocate e il primo gol del VIP che ha acceso di nuovo tutto il pubblico qui a San Martino di Lupari, che ha esultato per quella rete realizzata da Giulia con estrema gioia, poiché ricordiamo l'avversario che il VIP si trova a scontrare in questo speciale lunedì è un avversario gigantesco. Ed ecco che il cronometro può tornare a scorrere con un attacco del VIP che serve un pallone per Maddalena, prova a tenere il possesso, dura qualche secondo, palla che esce lateralmente, pericolosissimo il pallone lanciato da Vanessa, non si concretizza in una buona azione l'attacco veneto e quindi le ragazze in maglia fluo tornano in difesa. Greco prova un dai e vai con Renata che però non riesce a andare a buon fine visto la presenza di tre difensori avversari. Vanessa sottrae sapientemente un buon pallone a Renata, affermando almeno l'avanzata delle pugliesi. Ed ecco che vediamo il VIP tornare in attacco con Vanessa che prova a recapitare il pallone a Giulia, non riesce a prendere un buon possesso, la palla era sul limite della linea laterale, infatti la palla esce lateralmente. Si occupa Diana di rimettere il pallone in gioco. Greco riceve sulla fascia sinistra del campo ed è Giulia l'ultima a toccarla, quindi rimessa per Bitonto. Maddalena pericolosissima in dai e vai con Giulia che cerca la collaborazione con la compagna, ma aveva capito Abadessa l'intenzione avversaria, quindi interviene ad allontanare il pallone. Ancora rimessa per il VIP. Ritornano in attacco le ospiti con Diana che fa una finta per eludere la difesa della numero 5 Palermo Marta che entra ora in campo in questi ultimi 3 minuti e 49 secondi del match. Colpo di testa che riesce a fermare l'avanzata del Bitonto, occasione di tiro sprecata, quella di Diana che sbaglia la traiettoria del pallone. E c'è un cambio di portiere anche per mister Serandrei che mette a riposare Riccottini dopo che ha difeso magistralmente la propria porta. Ed ecco, vediamo tornare in attacco Bitonto.
vede sottrarre il pallone Giulia dalla difesa di Diana, probabilmente però c'è stato un tocco involontario da parte della giocatrice numero 7 in maglia bianco-verde, perché non si era accorta di aver colpito l'avversaria, che fortunatamente si rialza. Sembrerebbe un colpo al naso, visto che la numero 10 del VIP si tocca quella parte del volto, ma fortunatamente nulla di irreparabile. Ed ecco di nuovo l'avanzata del Bitonto con Grieco che prova la collaborazione con la compagna, palla che viene toccata in questo momento da Buchicchio. Francesca, altra giovane leva della formazione del Bitonto. Pericolosissima Vanessa, acclamata e incitata da tutto il pubblico che aveva già visto una possibile concretizzazione nell'attacco delle proprie ragazze. Ma si lotta per il pallone, viene raddoppiata Buchicchio. Palla esce lateralmente, si occupa di proteggere Coda il pallone finché non esce, dal momento che l'ultimo tocco era stato del VIP. ...120 secondi ancora a disposizione delle due formazioni prima di concludere quella che è l'11ª giornata di futsal in questo lunedì. Intanto vediamo il Bitonto che torna in attacco, pericolosissima, la palla viene mantenuta sulla linea del campo, ma per impedire che venga realizzata la rete c'è un contatto forte ed irregolare. Rimangono a terra due giocatrici, ma sembra che non riesca a rialzarsi. Nulla di fortunatamente troppo doloroso, sembra di aver ricevuto un colpo Grieco che procura dolore ma che non le impedisce comunque di giocare. Torna in attacco il VIP che trova libera Palermo, che prova a mettere la palla in rete in questo ultimo minuto e 10 secondi a disposizione. Prossimo match in cui vedremo scendere in campo le padrone di casa sarà sabato 4 gennaio, quando il VIP andrà in trasferta per giocare alle 15 contro il Lazio Calcio A5, mentre il Bitonto giocherà in casa domenica 5 gennaio alle 18 contro il Tiki Taka Futsal. Si entra nell'ultimo minuto ora di gioco di quella che è stata una partita che si è sicuramente contraddistinta da determinazione, forza e alto futsal, perché entrambe le squadre hanno duellato mettendo in campo il meglio e il massimo.
rinvio di coda che arriva perfetto a Grieco, non segna però quella che sarebbe stata la 10ª rete per le pugliesi. Altra occasione che però non riesce a concretizzarsi, Buchicchio non controlla bene il pallone e quindi questa è un'occasione speciale per il VIP che prova a far arrivare il pallone in campo attraverso Kubasek, che però non mantiene la palla viva. Passaggio lungo e profondo, forse un po' troppo profondo, quello operato da Diana per la compagna. Ed ora è il VIP che ritorna in attacco col cronometro che ormai è agli sgoccioli ed infatti la sirena suona e sancisce la fine di questo match. VIP 1, Bitonto 9. Ringraziamo tutti per averci seguito. Un grande applauso vanno a tutte e due le formazioni, ad un VIP che non ha ceduto mai lasciando nessun centimetro alle campionesse d'Europa, e comunque un grande applauso al Bitonto che ha con sé un grande scudetto e una grande capacità di gestire il futsal. Di nuovo i ringraziamenti per averci seguito, auguri di buone feste a tutti e buon futsal!